pra beber vinho, pra lembrar tua canção. É primavera, em algum lugar é primavera, alguém te espera, além do mar. É primavera.
A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Nós podemos criar novas histórias, novos aromas e novas memórias, sempre com muito afeto, com a lembrança daquele cheirinho especial e em momentos com as pessoas que amamos. Por acreditar nesse poder dos aromas e suas memórias, a Aquafest se reinventa todos os dias. Aromas que se eternizam na memória das famílias, indo muito além da limpeza perfeita e da incrível maciez, proporcionando-lhe não apenas mais tempo de qualidade com quem você ama, mas também fortalecendo suas relações e afetos que perduram para sempre. Cada produto é desenvolvido pelos melhores profissionais, utilizando a mais alta tecnologia e design surpreendente. Nossos produtos oferecem os melhores aromas e formulações de alta performance, proporcionando o melhor para a sua família. Aquafest, aromas que eternizam afetos. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. O protocolo é um tratamento inovador onde, com poucos implantes, possibilitamos que o paciente retome sua vida com mais qualidade, autoestima e bem-estar. E tudo isso com um belo sorriso no rosto. E sabe quem pode fazer esse tratamento? Vem cá. Você, isso mesmo, você que sofre com a perda de dentes e usa aquela dentadura móvel que não te deixa dar um sorriso sem preocupações. Como eu disse, esse é um tratamento inovador e nós aqui da Oura Unique Serafina somos especialistas nesse tipo de tratamento. Quer saber mais? Entre em contato com a gente e vamos agendar uma avaliação.
buonasera, buonasera. Buonasera a tutti quanti, siamo Drew Rivar un'altra volta con un altro filò italiano qua in cantina, qua a Serafina, qua a Serra Gaúcha, del Rio Grande do Sul. Ciao, mi sono Edgar Locatelli Marostica, le è un piacere, un vero gusto di arrivare a casa vostra. Verdeme le porte, verdeme le finestre, che per via della internet no altri veniamo rento. Cositasi, ecco, e spacchiamo fuori tutto, vero Tusi? Ancora sì, sì o no? proprio. Cositasi, Tony. la Dealnet mi proporziona questa possibilità di arrivare a casa vostra per via della internetica. Non vuol dire dove che te si, neanche chi che te si, neanche cosa che te si devi fare, non altri veniamo rento. Verdeme le porte, vi domandiamo permesso, vi ringraziamo, restiamo proprio contenti se vi indegne che non altri veniamo rento a casa vostra per parlare solo la nostra lingua, la nostra cultura, arte e cultura del nostro italiano, la nostra vera e madre lingua, quella che abbiamo ereditata dai nostri papà, mamma, nonni, bisnonni, dei primi discendenti, dei immigranti. Mio nonno è nato qua nel Brasile, è morto senza parlare niente in brasiliano, solo italiano. E il patito tanto, che ha soffrito tanto come tanti, ecco. Ma noi altri siamo qua, grazie a Dio. Ieri sera là a Marau abbiamo parlato solo della la cucagna che loro, i nostri migranti, se venissi del Brasile, cercano a gacatada. Ma noi altri, con i nostri genitori, con la nostra gente, con tutto il sostruziar, laurar, fatighe e anche sparagnar, noi altri in cui la abbiamo conquistata, la abbiamo fatta, dati torsela la cucagna, in cui siamo dovuti vivere un momento tutto quanto differente. Beati noi altri di questa generazione che in cui vivemo bene, la abbiamo passata stretta, la abbiamo passaio, come si dice, ma infatti in cui siamo qua contenti perché il nostro italiano non si ferma mai e finché che ha sangue qua che circola qua in le vene non siamo mai a morire la nostra lingua e chissà qua di 50, 100 o 200 anni le università e le scuole impianta su dei teloni, della tecnologia per studiare. Qua a passare i migranti chi parlava altre lingue, ecco, e che è il nostro italiano. Allora vi ringraziamo se altri ancora gavi orgoglio, ecco, e gusto di dire che qua era gente che parlava una lingua ereditata, la lingua dei migranti mantenesta con gran volontà, con passione, con amore, con orgoglio, che lei è il nostro italiano. Proprio così. Mi sono Edgar Locatelli Marostica e sono qua per chiamare dentro i nostri compagni, che avremo video, che avremo informazioni, che avremo sonate, frottole, scherzi, ridemo, se appassemo. Che contenti che siamo di arrivare a casa vostra. Proprio così parleremo solo a Marau, la 36ª notte italiana, quando ieri sera verto le feste, la festa italiana di Marau, dentro dei 70 anni di Marau e dentro anche dei 150 anni dell'emigrazione italiana del Brasile. Avremo anche il dottor Roberto Arrocche, nostro collaboratore, storiatore, tante frottole, storie, ridemo, cantemo, video dei guadagnatori dei regali. Ben, avremo una notte piena di robe belle e pareceve che Bruttini e Marini viene a parlare di tante robe scherzi per non passarsela. Radio em cadeia ao vivo, agora, Rádio e TV A Verdade de Vista Gaúcha, Rádio Comunidade de Viadutos, Brescia Mais de Nova Brescia, Rádio Nativa de Ibiraiaras. Transmitem durante a semana São José do Ouro aos domingos de manhã, nossa live, e também Lagoa TV de Lagoa Vermelha às 20 horas toda quinta-feira, ela reprisa a nossa live. A Dealnet, provedor de acesso à internet em tecnologia fibra ótica, Mig Plus, alto desempenho nutricional para qualquer tipo de bestie, bestie bovine, porchi, cavai, piegore,
le capre, cunici, le bestiolette che appene, ecco, galline, patti, gansi, occhi, quel que vos altri, la Migi Plus fabrica. Ecco, de máquinas e Algor, juntos para sermos mais fortes, implementos e máquinas agrícolas com preços imperdíveis e condições de negócio. Ecco, de Nova Prata. A de máquinas vende o que a Algor fabrica ou o que não fabrica revende. 54-3242-1333, solicite uma visita. Abastecedora Casquense, Posto do Décio, Verto 24 horas com loja de conveniência. Pian Alimentos, Ação Parcanga, ATP, com altíssima qualidade e alta conversão. Gavemo Anca, Bota Super Leve, Baspan, el meio estival que gap está em Tel Brasil. Nova Cadernos, para cada estilo, um caderno diferente. É só caprichar na letra. Ó, www.novacadernos.com.br. Vodka Raisca, se beber, não dirija. Varaquate, ó, Ara il Sangalo, come dá tudo. Abrutem, go visto-me, E a vodka Raisca, solo um bichirotto, cosita, va bem. A vodka Raisca, então, se beber, não dirija. A vodka Raisca que fala é meio caipirinha, Aquafest, aromas que eternizam afetos. Uma empresa de Guaporé, com produtos de higiene e limpeza. Supermercados Marim, 2 em Guaporé. Atenção, guaporenses, dentro de poucos dias nós teremos novidades com Hipermercado Marim. Com Metal Mark, máquinas e equipamentos para a indústria alimentícia, frigoríficos e por aí. É a Metal Mark, nossa patrocinadora. DR Construtora Incorporadora tem apartamentos à venda. Quer investir aonde? Serafina? Farroupilha? Guaporé? Encantado? A DR Construtora vende direto. 549-8124-1063 com Luciano da Rosa. Capricha no investimento, no terreno e tem diferenciais nos apartamentos com qualidade, a segurança, o acabamento, tudo isso. A DR Construtora sempre se preocupa para que você viva bem num ambiente, num local bom, que tutti quanti se merita. Oral Unique Clínica Odontológica em Serafina, venha viver de frente, tem um lindo sorriso, agende uma avaliação igual ao Brutim. 549-8104-0241, também Oral Unique em Marau, em Tapejara, em Nova Prata, em Veranópolis. Um saluto a Cid Marcon, lá de Veranópolis, e Anca a Garibaldi. Medaforros em PVC, peça Medaforros nas lojas de materiais de construção. Cococita, frisado e liso, diversas cores e modelos, emendas, cantos, rodapés, ripados, divisórias e por aí. Miriam Alimentos, especiarias, condimentos, chás, temperos, molhos. Aqui, ó. Olha a caixinha caprichada aqui, ó, da Miriam Alimentos. E uma infinidade de produtos com receitas toda semana no Instagram e Facebook. Shop Lucena. Saluta Marcos Luquezzi. Vai o que, bicho velho? Então, reservas de chopeiras e chope com a Lucena. 549-9937-5907. Clanovix, britagem, areia industrial, terapiana, asfalto de Santa Gema, São Domingos do Sul e Nova Prata. 3242-1856. Tá bem? Mercado Polivalente de Santa Rosa e Cereais Menin, comércio de cereais. Nossa Senhora do Caravaggio. Vocês estão vendo aqui? Nossa Senhora do Caravaggio. Lembrai-nos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou e visitou no vosso santuário, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança como a Mãe amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem do Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Venirento, passerento. Ora qua che bella Madonna de Caravaggio, Ecco, la Madonna de Caravaggio, che tanti che vinessi dall'Italia
i ga portare la Madonna di Caravaggio. Credo che due santi dei nostri c'era la Madonna di Caravaggio Sant'Antonio. e Sant'Antonio. Buonasera Brutin, Buonasera. come stai? Bene a voi. Grazie per voi, buonasera Marinho, Buonasera. tutto a posto? Ti pari Sì. buon con Madonnetta? Sì, paro buon. E la par mia buona, ma ti te par buon. Sì, mi paro buon. E in cui siamo andati alla festa dove la Santa e Madonna di Caravaggio, siamo Sì. andati la soga. Da linea 13, e una volta che si diceva 12 alemani, Dove alle mani. perché che era una famiglia Ebert, va? Ah, sì. Alle mani. E perché Ecco. mi parlo sempre alemani, italiani e polonesi, polacchi, è tutto stesso, vero? Sì. Il soffrimento, la maniera di vivere, tutto compagna praticamente, no? proprio. Ecco, Sì. va bene. E E la allora Madonna. tutto a posto? Tutto a posto. Tutto siamo lo strinche. trio. Ti te sai che questa qua adesso la va a accompagnare che è il teatro. Teatro. È il giorno 6. Poverina della È poverina. il giorno 6, sexta-feira che viene in Serafina, estreia peça teatral Chi Sparanha, sparanha gatta la magna. E a Madonna va sempre a acompanhar-me no antri. Se Tenderme. segniamo. In nome Sì. del Pai, del Del Figlio e del Spirito Spirito Santo. Santo. Amen. Amen. Ecco così. Questa Madonna qua la va sempre a accompagnarmi no antri, ecco, dove che andiamo col nostro teatro, va bene? È bellissimo questo, no? Questa qua dove mi sono assesto Cappella Caravaggio. Distante 20 metri da chiesa che era la Madonna alla Rente. Quella che mi sono devoto al nostro No, Signore del Caravaggio. Caravaggio. Maraviglia, la E mettiamo la me qua. vuol bene a me e mi che vuoi bene a ella. Eccolo. Sono Sì. certo che la me vuol bene. Sì. Calculo, credo Sì. che sì. Sì. Ti te che Se peccati, ma tanti, no tanti Mica devoti no di peccati Madonna te Caravaggio. limite. mia Perché è un tanti. limite. Sì, sì. Adesso peccati vignai tanti, ma non mortai. No. Una caro. volta ti si E appiccare. allora, maraviglia, siamo andati là che avevamo mai un bel churrasco. Opa! Sì, e che avevamo avanzato a fare la pasta asciutta. Sì, E sobra ancora. Toccio le Sì. pronto, so che avevamo un problema. Che avevamo un problema. Ecco. Che Che avevamo un manca? Mi problema. piace fare la pasta asciutta, fare il toccio e mettere dentro mosto Da Miriam. di pomidori. Dei pomidori. E a Miriam, ma Che ne siamo metti in senza geladeira. te, è finita le spisse. Ma allora sverdi fuori a non Sarà? so se lì che ne è. Guarda la bruttina. Brutin, guardati là. Sì, non mi tocca dare un jeito, perché dopo se resta mia buona colpa è mia. No, questo Guarda qua, qua... aspetta qua. Quelli? No. Questo qua! Tomacci. Olio di tomate, mostato, questo Mostato. qua. E poi Qua lo che porto, brigadeiro. lo porto rento, perché... Brigadeiro con pan. Qua. Qua che se- Melato, no. melado, il melado. Ma tu neanche a bagnare il melato ancora. Quel che guadagna il regalo qua Stasera che è pan con senza, melado. Metti là. allora. senza Ho detto mettesto la via, sì, ciappelo là, becco lì ciappelo là, pronto. che Sì. mostriamo qua, Mhm. Che mostriamo. Guarda qua. Allora ti mette, piace mettere Mi dentro piace, il mi piace. mostato, Mhm. olio di tomate. Mi piace Guarda fare lì. il molio medio Oh, ben capricciato, fortino, ben colorito, così, Sì, cioè, che il gappi è sono curioso. verdi. No, no, fuori il melato. Va bene, Il mio fuori. melato, pomidori. Ah, quale tomate? Ah, ah. Tu ma Ma mi so c'ero mi lo Meu dopero Deus do diretto, céu. mi fa risotto, fa pasta asciutta, fa tutto che lei toccio, butto dentro. Madonna, da voi di maialo? Ma Eh. te dico? No, Dio santa, da voi di maialo del buon così, Sì. di natura. Mario, mettila via. Sì, eccolo ora. Mettila in così, adesso che è Proprio, come sì. fa. Bene. Va bene, T'ha allora risolvito. siamo di arrivare. T'ha risolvito il problema. T'ha resolvito il problema che abbiamo allora pasta asciutta nostra Italia. Nostra Eita Italia. là, Jair Zatti un struccone a te. Sì, ciao, Sì, oppa. che ne abbiamo quanti? Pochi stasera. Stasera mia Sì, tanti. questo. È che stasera le sonade Eh. le viene di Marau. Del gruppo Allegria Franciscana, Mhm. del frate Rigo, Ah, sì, Adelar Rigo, del pensiero del poro frate, Sicuro. De proprio Marau. così. Lo saluto a De Marcamera, Oh, a tutti De Marau, la sindaca, Sì, ciao. proprio. Ah, Bordignon, lei. Sì, la Naura. Naura Ma Bordignon. infatti a quelli della comunità del Gramadino che siamo stati ieri sera, ringraziare a tutti che ho visto cosa che Valti che avevi visto cosa che ne qua dentro. La sciuca. Nasuka, una succona proprio. una succona proprio. Una Giussiano Girardi mi ha data. Ah. Casuca pesa un 40 kg. Portata a casa lo femo là. Guarda che doghe. Sì, che femo la marmellata. Marmellata. E Ah. dopo le semenze mettiamo via Pa. ben. Sì. Un altro anno. Che avuto un po' che. Mica quelle là alla casa.
Ah sì, E adesso te lo dici. Adesso che tu dici che mica passare senza piantare sto anno qua. Ecco. Ma mi dico, da mese l'anno passato. L'anno passato, Di quelle lì? Sì. E con piantare? Ne quel colghe, ne che le cosita. Allora mi hanno asseste. Qualche cosa che ha dato. Tutte che problema. mangiare. No, mangiare sono mesi. E fa bene, Una Va volta bene. che- Sono mesi. Ma migliore dici che la cura a te. Va bene per i testini. Ma per tutto? Per tutto. Per tutto, sono mesi. E allora, tutto a posto, vai là. Com'è Ma che che funziona? che mi ha dato? Che sei regali stasera? Oh, yeah. Buonasera a tutti quanti che si devono guardare bene alti qua, che la bella gente qua. Allora compartigliare non in modo forza, pubblico. non forza. Passa sempre, perché dei bei così che venderà pochi in volta. E in modo pubblico e quel che resta sortiamo il primo e il primo, il secondo e il terzo. Ma allora il primo che ha il diritto, né? E se manda via il primo, manda il secondo, manda il terzo. Quel che manda. E dopo alla fine del programma, allora quel che resta sortiamo manda una stampa qua con uno dei prodotti dei nostri patrocinatori e dopo le solche allegria che riceve i prodotti casa. Ma stai fin dopo il sorteio che se vuole ciappare anche domenica di sera che ciappare il terzo. È il terzo del buon. Il terzo, perché guarda che ecco. mi ha mandato. Va E ora bene. lo struconato a tutti e Oi! Guarda qua che bergamotte qua e siete qua a casa che bergamotte. Ma sapevo com'è che sei? Una volta Marino quando si mangia bergamotte, Sì. sul nuantri, si mangia delle piccè fino a più bella. Sì. E quando che n'era gente, Se come sia la più bella Più fine. bella. più bella. Allora queste qua e sei rifughi. Ehi. Ma serio, se le piccè che E ne che qua. nere grosse. E che chiama bergamotta giapponese. Giapponese. La mia somessa. Ela não é tão forte, não tem um gosto de bergamota que nem tem a comum, quella. a comum. A comum antiga nossa, né? Como é que se diz? Aquela raiz. Sì. Que ha una spuzza di Ma che distante. dici che la Bergamota o quê? bergamota che chiama un altro nome in italiano delle bergamote. Quelli comuni lì che non abbiamo. Dio santa madonna. È in italiano. Lì che In c'è- italiano chiama mie bergamotte, chiama che loro. Valti che Che chiama io c'è? che là. Chi che se Dio vede menanti a San Paolo? Oh, José Montanari. Montanari, il Ma dottor Dio. José Montanari del Instrucom. San Paolo. Ecco. Chissà un giorno se vedremo qua a Serafina. Viendò. Sì. Poi il venerdì. Sì, quando che vegni Feve Center che sciacolemo. Beppi, José settimana, Montanari. il mese che viene che sei festività del municipio, informati viendo, passa qua un paio di giorni Sì. e te vieni qua da live. E anche di Maulaltro che avremo un posto più grande, Sì, dove le sì. persone può venire a assistirmi avanti. Parleremo stasera anche a Sora Bergamotte, Sì. Pignoi. Pignoi, Canna, Canna di Canna, zucchero. che cosa? Canna di cavallo. Che? Canna di cavallo. Canna bulgara. Canna di cavallo e canna di coa. Se che aveva una canna che era dolce, guarda qua, guarda. Pignoi. Ah, il Pignoi qua. Ah, lì, Ah, il Pignoi. Qua a casa che è Pignoi diretto. E compriamo niente. Ascolta, Tutto Marosia. bruttino che Un porta. fornecedore speciale. Canna mi conosco, quando che mi sei Sì. in Colonia, la canna Di rossa, spinacio. la canna rossa, sai quella- la canna bianca più finetta, quella rossa che avevi canotoni. Sì, quella bianca viene quella grossa. bianca più finita. Ma che era una canna matta, canna sera. A bulghera, a bulghera. canna bulghera. bulghera. Quella te pelei coi dei così. Sì, ciò. La La mia è tanto dolce. Ma vai, a una spiga grossa così. Ah, grossa così. Quella è Dove differente. ma non esiste più. Adesso no, mica più visto. Su Adesso mio La canna di cavallo è quella là che dice canna di cavallo. Quale? Quella è che fa mio spinacio lì. Quella che fa Canna per far cacciassa. cacciassa, visto? Perché canna di cavallo? Mi sempre sento dire la canna di spinacio che è quella panocetta, né? Quella che la fa la Quella di semenza. bulgara. bulghera, non si chiama canna viene bulghera. grossa, quella là è dolce per fare melato, che sta loco, che quella. Ah, E quell'altra allora là che fa cacciassa, che nel vicino a quello che fa cacciassa, che è una piantazione meda grandota, Sì. e le canne di cavallo. Bon, che le mino Mai sono sentito mi dire canna di dice- cavallo? Mi sempre dice- sento dire canne di cavallo. mai Adesso qua un perde di da fare il sucro. Al sucro. di- adesso sì. mai scommessa. Sucro di canna, rappadura. Mi dai in cerca delle Cacciassa. canne. Cacciassa qua canna. E che buono. Mi guardai quelle canne belle, quelle che avevano il canotone lungo e liso, perché Sì, quelle ciao. che Sì, avevano grepo. E coi denti.
Quindi- ti virea via la scorsa. E il groppo, Oh, quando come? rivete il groppo. Vai coi denti. Non tenha tempo guenti, feio. Denti tira. buoni e le cosite. Ed è così. E patate dolci che epoca. Che ne Patate, è festa giunina. Sì, ciao. Adesso. Le Allora patate. festa giunina che pignoi, patate, che patate, pipoche. pipoche, Ecco. che vin, che il quentão, quentão ben quentão. Mi sono dato una volta ricce vien una rosse. festa giunina di quelle là, e ho mangiato bevesto tutto chi lavora là che te che dito. E E dopo? dopo siamo andati a un baile, ma ho quasi finito il baile. Ah sì, eh? Sì. Per fuori là il gas fulmine. Che c'era un amico mio cioè, che il No, balea, gente. che il balea musica lenta, cioè mi metto in rabbietta, mi niente, e lui là che il balea, ben in mezzo, Ti devi dare rete, in te mezzo che alla balea, gas. pista, in mezzo alla pista che si gioca il balea, in mezzo alla tira, mi godite a starmi. C'era il venestro, ora la pressione, e mi sono andato così come fosse te bruttino, così, ho fatto così, mi ho virato e sono salito. Chi ma tegnete? E quando ho fatto un 3 metri avanti, mi ho virato in drio, l'amorosa, quella che l'era di ballare col carro, lei era là così. No, No, ma no che te che è fatta? Fatta! Dio, ma era Tommaso? Fatta. Quasi! Scusi di Dio. Guarda qua, si devo parlare di José Montanaro. Sì. E lo di qua Serafina, ne? Sì, E naturale lo vi qua. ingegnere. Le dottor. Ma uno medico. di chi Montanari là era l'ingegnere della Ponte Rio San Domingo che mi laurea. Ah va? Il dia che non so se lei è José o un altro nome. Che ne un Montanari che lei era dentista. Sì. Lei. Quella era l'ingegnere, Ah, lei che famiglia. Quello è Luis Carlo. Ah, Sì, era dentista del sindacato, lo era Ah, per il bene. sindacato. Montanaro. Giusto. Ma che abbiamo tanta gente di fuori che Sì, è di ciao. qua e che assiste a nostra live. Sì, è vero? proprio, Ecco, proprio così. proprio, Mi penso di Benincà. Dottor Benincà. Dottor Roberto Benincà. Roberto, no? Sì. De José Montanari, Montanari. ah. L'epoca di È il paese che aveva il dottor Tubino. Tubino. Tubino, sì. Ma non mi penso di Ma Tubino. neanche, ma mi penso perché il Tubino. Palme sonia tanto il Tubino, il Tubino. Ma il o Tubino. dottor José lì Benincà deve... Conosce, sì, guarda te. Montanari, scusa, il gade verli visti conoscesti, Sì, vero? cioè, Ecco. sì, Va sì. bene. Cosita allora. Ecco. Versemo. Fioi de Serafina. Sexta-feira che vem tem teatro in Serafina. Opa! Estreia nossa peça teatral, Lei Aldir Blanc, edital da Prefeitura de Serafina Correia. Então, lá no bairro Planalto. Planalto, Eu próprio. acredito que vai dar muita gente com entrada franca e é uma oportunidade também quem está na região de vir assistir, porque a gente não sabe depois quando que vai apresentar de novo essa peça. Né, Josi? É bem assim, ecco. Allora, aproveitei a estreia. Coi não há de ensaiar com a casa? Os artistas são bons. Ah, vá. Tu conhece eles, Brutinho? Eu posso falar deles. Dia 12 de junho em Montauri. Daí essa é outra lei, né, Josi? Aí Lei de Incentivo à Cultura pelo governo federal, daí pela Lei Rouanet, do Imposto de Renda Lucro Real. Os patrocinadores são todos o que vocês estão vendo aqui na nossa live, no nosso filó. Dia 6 em Serafina, dia 12 de junho em Montauri, dia 20 de junho em São Domingos do Sul, 28 de junho em Vila Flores, né? E dia 4 de julho em Guabiju, dia 10 de julho em Guaporé. Eu estarei com a minha apresentação dia 11 de julho em Gentil, dia 12 de julho o teatro em Vila Flores. Eu estarei em Maravilha, Santa Catarina, no dia 18 de julho. Saluta i miei parenti lá. Saluta i miei parenti. Dia 25 de julho vou estar aqui na Pousada dos Capuchinhos para uma família. Depois vou ver se eu encontro o nome deles. Dia 31 de julho em Carlos Barbosa e encerra esse projeto no dia 7 de agosto em Marau. Marau. Ecco. Sempre com entrada franca. Ecco. Va bene? Cosita? Giusto, Brutin? Na frutoletta. Na frutoletta, una cada un. Allora comincio che ho a ponta da lingua. Un dottore, un medico si va a formare. Montanari, ascolta. E allora è andato a San Paolo.
Sì. lavorare, perché qua in Italia Allora le su, José, Sì. lui è lui. José Sì, il dottore a San Paolo. E lui che mettesse una placa, là, che montava un laboratorio, là, un scrittorio e tal, e metteva una placa così. 20 reali la consulta e se il cura mio devolve 100. Devolve 100. Ah, Se il cura mio il paziente. va. Oh. E te sai che nei avvocati lui vuole sempre Savella lunga? e ciappallo. L'avvocato che pensava che era buono, mi vuoi via portare via che 100 conti. Che via pagare. Dato. E allora? Arriva là sto avvocato, cosa si è detto? Mi sono baglia, non pip, gusto di niente, paladar. Paladar. Paladar, non, non si- senti ti- più gusto di niente. Sì. Quando che Gabbio la Covid, Sì. tanta gente E- che ha perso il perso. gusto del mangiare. E vai fuori longe per E recuperare. tanti che ha perso l'odore. L'odore. Ecco, ma allora avanti. E allora è che lui non sentiva più gusto Non del sentiva mangiare. gusto da comida. Allora che dite tranquillamente. La segretaria ti porta qua la cascina 12 e toglie il rimedio là e pinga 3 gote qua. La cassetta 12. 12 rento del bicchiere. Mm. E lui che beve sto dogo dice, buono, dice, ma non bever petrolio. Para ben, 20 reali con volto paladar. Ah, e l'avvocato Che andava torna il perso Dio, i 20 perso reali, i 20. non Gambia guadagna i 100 e che aveva questo petrolio. Petrolio. La seconda volta dice, no, mi asso, mia per paga. Para te. Le è andato là allora e gli ha detto, cosa che sei lo? Dice, sono desmentegón e non mi ricordo più di niente che Ah, mi va. acontece. Niente. Esquecido. Esquecido. Ah, è outro sintoma do Covid. Esqueceu de tudo. Esquecimento total. La Chama a secretária. secretária, caixinha 12, 3 gotas dentro do copo aqui pro paziente. Porta lá e grita, qua, questo qua bevi. E grita, ma petrolio di nuovo? Parabéns! Voltou Tá a normale, curado. sta rivede. Se foi in altri 20 conti. Altri 20, 40, cioè, ma no, le mie guida dietro quei 100. Va, toccato portare i 100. E viene la terza volta e dice, cosa che sei lo stavolta? Allora, che dita, orbo. Che vedo più niente. A spalpon. A palpon, che vedo più niente. E il dottore che dita, adesso mi toccherà che dita, dati sento, mi de orbo non consigo curare. Allora, te che devo pagare sempre. E che dà 10 reali. E che invece guarda di che dare dita, 100. e che dà 10, che dita, e poi te me dà solo 10 qua. Parabéns, T'ha vai a curato. No, ma allora le sta l'unico che ha conseguito imbroccare un avvocato. È l'unico, quella ve la via Catallo. Qua che è una storia ben sgueltina di avvocato. Sì. Allora che c'era qua che chiama il club dei motoristi, che c'era 4 che giocava carte. Sì. E intanto che giocava carte della brescetta e parlava, qua, è entrato l'assunto degli avvocati. E allora il cristiano quelli dice perché gli avvocati? Io te ti Un compagni. più furbo che altro. E te passa le gambe, ad avvocati che dite, avvocati per dire santa verità che dite, non che ne un che presta, e là che gioca le carte, e te quella che lui parla che deriva un avvocato del Dio, i sera te amici, e lui là che do bastonate l'avvocato, né? E l'avvocato allora arriva così di Dio che batte insieme alla spalla così, lui si vira così, che ha visto che era un avvocato, gli ha detto, meno qui di Serafina. Erano di parlare da Madonna de Caravaggio. Sì. Sì. Allora una mamma la aveva un istituto, salon de bellezza. E allora la aveva un piccinino di 8 anni. E allora la sei là con piena di gente del salon, chi fa unghie, chi fa piedi, chi fa capelli, chi taglia, chi posta su, e tal. E allora c'era il salon pieno. Arriva dentro questo piccinino di 8 anni e gli ha detto così, mamma, mi tocca fare una opera di misericordia. Tipo, fazer Opera di misericordia. vou ter que ajudar alguém. Sì, Ecco. sì. Ha detto così, a senhora me daria 10 reais para fazer, para dar uma buona azione. uma boa ação. E allora a mamma che ha detto,
Hoje é dia de Nossa Senhora do Caravaggio. Que bom, que boa atitude, meu filho. Bárbara, está contente. De tu dar os 10 reais para ajudar alguém. Pode pegar aqui e vai. Quando eu era Driundarco, cita aqui, mas posso saber quem é que vai receber os 10 reais? Ele andato correndo que ha detto, o veinho das pipocas. O pipoqueiro. Quello che vendeu, olha as pipocas. Olha a pipoca. Demo a sonade? Demo. Josiel, metemos o sonade. O grupo que nós estamos apresentando hoje é o Grupo Alegria Franciscana. E ontem nós estivemos em Marau, lá no Gramadinho, e vários grupos se apresentaram de Vila Maria, de Gentil, de São Domingos do Sul, de Marau, e a gente não conseguiu as imagens, né? A pessoa que ficou para mandar para a gente não conseguiu baixar, então deu um problema lá e não vieram as imagens, né? E olha que a gente levou todo o equipamento, tudo, o José, que é nosso técnico, foi junto para buscar as imagens, achou que era mais fácil assim, mas não deu. Então, nós estamos sem as imagens de ontem e nós... Vai dar culpa para quem? Então, nesse momento aqui, é o que temos. Buscamos as imagens do grupo Alegria Franciscana. Va bem? Allora, uns trucam a câmera. Daqui a pouquinho tem o vídeo deles, né? Da onde a gente esteve ontem. Giusto? Meti su, allora, na sonada do grupo Alegria Franciscana. Coral. La mamma di Rosina era gelosa, bim bom bam, ciapa cortel teso, salam Rosina, amami, per carità. Nemmeno prende l'acqua, coi occhi bianchi e neri, nemmeno prende l'acqua, la mandava. Un giorno si alzò presto andò al molino, bim bom bam, ciapa cortel teso, salam Rosina, amami, per carità. Un giorno si alzò presto, coi occhi bianchi e neri, ma trovo il molinaio addormentato. Insieme a molinar che fatto giorno, bim bom bam, ciapa cortel teso, salam Rosina, amami, per carità. Mi sveglia a molinaro, coi occhi bianchi e neri, e devo immaginar questa farina. E già che sei venuta mia Rosina, bim bom bam, ciapa cortel teso, salam Rosina, amami, per carità. E voglio immaginare con gli occhi bianchi e neri, se voglio immaginare fina fina. E mentre che la mola immaginava, bim bom bam, ciapa cortel teso, salam Rosina, amami, per carità. Se la stringava al petto con gli occhi bianchi e neri, se la stringava al petto e la baciava. Stava fermo molinaro con le mani, bim bom bam, ciapa cortel teso, salam Rosina, amami, per carità. Io tengo 6 fratelli con gli occhi bianchi e neri, io tengo 6 fratelli che uccideranno. La mamma di Rosina era gelosa, bim bom bam. La mamma di Rosina era gelosa, bim bom bam, ciapa cortel teso, salam. E l'allegria la venda ai giovani, e l'allegria la venda ai giovani, e l'allegria la venda ai giovani, e non dai vecchi la carità, ci divino male.
Festa, non se lavora, tiribindo lavora, tiribindo lavora. Oh Brutin, dammi qua che vin qua. Ieri sera, com'è che era il nome di quel che ti ho godito? Marafon. Garafon. No, Marafon. Garafon. Marafon. Marafon. Tá. Tá bom allora. Marafon che ha dato che vin qua così. Però guarda, Catarina è un nome che dà sì. al vin del 2024, dell'anno passato, è vero? Guarda qua. Catarina. Marcellan. Detto qua. Marafon, le Marcellan. Marcellan ha varietà da uva. Varietà da uva. Lui ha detto che è Vuol capricciato. dire che le uva marsa. Sa de Marcela. O Marafon, un struccon. E a tutti là del Gramadinho là di Marau. E se tu ti avvisai il giorno 7 di agosto là col filotto, no, teatro a Marau, volevamo vedere che l'anfiteatro là, Casa da Cultura, piena. Capito il discorso? Un saluto a Nair, un saluto a Aline, un saluto a, com'è che era il nome del segretario di Cultura ieri che chiamava? Adesso caro, non mi penso, beh. Pedro? Pieretto. No, acho que não. Bem, infatti mega scappare adesso. Ma a Secretaria de Cultura e a Naura, que é prefeita, convidam a todos de Marau, da região, para assistir essa peça teatral de 1h30, que é um espetáculo. Vai te ridere tanto, Ecco. E vede pisare vedoso. Per amor di Dio. No, tanto così. Ringraziamo qua. La Dilnet, provedore di accesso a internet, la Migi Plus che fa ração per tutte le bestie, a Di Macchinas e Algor de Nova Prata, abbiamo anche abastecedora casquense, posto do Décio, Pian Alimentos, ração per cangati e pesci, bota super leve Baspan. C'è anche nenhum che va a guadagnare un par di stivaletti. Stivaletti bei. Domani da casa Itália per portare gli Galo nome Kelton. Miguel? O Miguel, Netinho, ganhou um par de botinhas. E scampava a Francesco. E allora passava. Ecco. Avevamo la Pian Alimentos, avevamo Bota Super Leve Baspan, Nova Cadernos, Vodka Raisca, Aquafest, aromas que eternizam afeto, Supermercados Marim, Metal Mark, Máquinas e Equipamentos, para a indústria alimentícia, avevamo a DR Construtora e Incorporadora, Oral Unique Clínica Odontológica, Meda Furos em PVC, Miriam Alimentos,
Abbiamo anche supermercato polivalente, cereais Menin e Zaffa. A Zaffa, struttura metálica. Mega mandarsi di qua una calia lunga, cioè, di 12 metri. Chiaramento. Inteira? No, 3 tocchi. Ah, tá. Ma te donti, resta Sì, una maravilha. sì. Che tem o lançamento da telha colonial. Ecco, proprio così. A Zaffa di Nova Bassano, Serafina e Marau. Klanovix, Britage Industriale Terra Piana. Lá de Santa Gemma e qua a Nova Prata, allora anche con asfalto. 3242 1856. Giusto? Cosita? Ecco. Vuoi mandare un saluto pian là? Mandare un struccone che catto fuori qua, aspetta che mi tocca mettere sui occhiali, se no le do mia. A famiglia Silvestri di Paraí, a famiglia Silvestri che ha il Pro Bio Maravilhas e Pellets. Adesso idopera i pellets, guarda qua che vi mostro le pilarente, per far fuoco le fornalie. Ma le tempo che ne è che? Sì, le tempo che ne è, ma loro ha un sistema che consegue entregare un prodotto di altissima qualità, o a granel nos bag, o se no a sacchetti no fardinho, sì. Ecco, allora cosita. Questa gente qua, 9977-6622, è di Paraí, area 549, 9977 6622. Ecco, proprio così. Facile. E allora, lareiras residenciais, aquecimento de água em trocadores de calor, academia, centros esportivos, clubes e piscinas, caldeiras e fornalhas industriais, fornos cerâmicos e fornos de padarias. Tudo que faz fogo é um fogo uniforme, né? E se alimenta automaticamente. Sim. É um espetáculo. ProBio, Maravilhas e Pellets, também biomassa de Paraí. Pode entrar nas redes sociais, né? E com www.probio.com.br, un struconasso a famiglia Silvestri. Ecco. Un'altra, guarda quante robe che abbiamo qua. Amico ricevesto di un amico nostro, Ivanor Ferronato. Di Porto Alegre. Sì, e che ha fatto un libro. Io ricevesto questo libro qua. Grossotto anche. Sì, ricevesto questo libro, Mogà Mandà, Italiano Imigrante. Na verdade, nós estamos com... Em português? Sim. No, ma che anche tante frasi in medo in italiano. Io ho capito il libro, non so come che me lo ha dato, dove siamo catai con lui? Ivanor Ferronato. Ferronato, Porto Alegre. Como servir a dois países, que seria a Itália e anche Ivanor, grazie. Nós estamos passando por uma fase que sou uma das pessoas que há mais tempo trabalha com a cultura italiana. Para vocês terem uma ideia, eu estou há 36, 37 anos com programação de rádio, teatro, apresentações, palestras e spettacoli de frottole che ieri sera i gari desto, ma ieri sera che capiasesto, del filò lá Amaral, e eu percebo que nós estamos numa ascendência muito grande. As pessoas, como eu sempre falei e continuo falando, aquilo que era vergonha e medo se transformou em paixão e orgulho. De ser, de proporcionar, de promover, de resgatar, de divulgar, de falar. Bom, é uma maravilha, minha vera. Vocês percebem que nós aqui falamos o português, falamos o italiano, a gente mistura, mas a gente não, nós três aqui não temos dificuldade nenhuma de a gente se pronunciar no italiano, minha vera? Antes siamo... E parliamo mia altre lingue perché se atrapalhiamo, se no parliamo anche altri inoltre. Che altre lingue solo il paioccio. Ecco, sì. Va bene? Cosita. E frottole, vem fora se no. Guarda qua, una volta che era 4 vecchi come Marinho, più vecchi Marinho. Ah, sì, 3 di 90 anni e 1 di 92. 3 di 90 anni e 1 di 92. I giochi le carte, tutti i giochi. Luri 4. Sì, ciao. E Luri 4. Cioè, tutti i giorni da bodega si sentiva lei giocare alle 3-7, giocare al 4. Sì. E un giorno era zio e sentai là e uno che dita con l'altro. Forse noi dobbiamo fermarci un pochino e parlare della nostra vita. Buon, sì. Fico interessante. Cada un conta una storietta. Siamo
De Becchi con 90 anni, Sì, guarda. cioè, siamo mi appitos a te. E Sestiglio con 92. Sestiglio, il bel nome è nome. Sestiglio. Sì. E 90 Ignazio che abbia 90, E Ignazio e Giromin. Geromin Ignazio e Balduino. E Balduino. Sì. Marca Dola. Mettito! Balduino tra... Vediamo Ignazio, Balduino- Balduino, Geromin e il primo e- del 92. Quel del 92 Benjamin. no, Sestiglio. Tengo dito Sestiglio. Sestiglio Trapano, che è il soprannome. Trappeno. Trappeno. Era la mia trivela. No, Trivela. Trivela dopo più tardi resta Trivela. Vai, allora. E allora Choi si ferma. Allora Giromin ne lo anche. Sì. Giromin, che dite, ti Chio compare Sestiglio. No, Sestiglio quel più vecchio. 92, sì. E Giromin, si ricorda più i nomi che altri. Che Ma allora... também quanto in dar do nomi. Se Ma- chiede far de Ma in manco. finale allora lui che dite, Giromin che il problema. Mi sono detto, romatismi, mala schiena. Ai, signor. Ernia de disco, becco de papagaio. Papagaio, dico sì. tutto scoiamba fuori. Sì. E ti a quell'altro che quell'altro del 90, Sì. Milga dita Orbo, che vedo poco Sì. Orbo, e con una difficoltà per andare in volta, tal che è brutto. Dirigir poi. E neanche più potere. E quell'altro, il terzo del 90, Milga dita mi tosse. La Tosse. Tanta tosse. Un rantegón. Sempre un Rantegón. 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 E storno. Sempre storno. ma Storno. sì, no. Sempre- Pressione alta, sempre- mi dico. Stornio. Stornio. Eh. E quel dei 92 anni Sestiglio. Sestiglio Villa Trapano. Che? Villa Trapano. Sì. Ti Sestiglio, lui quieto. Milga dita sta in cabin. Milga dita per la metà. Guardettusi, dite chiamate Tusi. Milga dita sì. tutte le mattine, vanti le varsù. Lì Siamo la che la video, ha 91 anni e mi 92. Sestiglio e la che aveva nome Zelia. Ah. Metti sì. do la mano. Metto do. Zelia. Zelia Sestiglio Cardoso e da Zelia. Mera. Sestiglio, Bila Zelia, che dite. Femo amor tutte le mattine. Vanti le varsù e dopo andiamo a tomare bagno. Fare il bagno? Fare il bagno e Caffezzone. dopo se la passevo, un caffè. caffè, No. mangiamo banane e Sì. vai toccando. Tutti i dì. Però il dite che un giorno sono leva su, sono andato a tomare bagno e ho pensato, sarà che ho fatto? Sarà che ho fatto l'amore? O come ha fatto? O come ha fatto? Che mi dà bene come una Sì, schizzimento. Saime. E allora quell'altro che ha domandato, ma allora se stile cosa fa che? Mi per garantire, che ha detto, che se aveva trattato tutti i dì, sono andato a fare di nuovo. E dopo che toma bagno. Allora, Ascolta dove bene, vai? ascolta bene. Che storia qua è stata contata tante volte, ma vi racconto un E po'. la veridica. Guardati, Sì, veridica. una volta mi ieri sera ho contato storie sulle galline. Sì. Le galline. La gallina quando la mette d'uovo la canta o la osa? La usa. La sberega, che dice quell'altro. La osa. Mi pensai che la cantesse de No, la canta avanti di andare a mettere Avanti, d'uovo. La va cantando, quella lì. stissando qua, sfrassando la via, finché l'uovo si posta e resta a punto. Sì. Quando arriva la camete d'uovo fa un sbergamento. Sì. La trado in Che monti. sberegaresti che ti fa un rombro. De Sì, due cioè, balle poi. un'altra roba, setto come che se va a sapere se la gallina la De Dio piande. no, se la dura. Come che te fa sapere come che te fa sapere se la gallina la vecchia a ora di Vecchia. cucinarla? Mi soppa i denti. I denti tuoi. Sì. Poi i denti miei, Che te non fai? quelli della gallina. Sì, perché la gallina anche la cadenti. Ma allora ascolta bene, che n'era una comare, una volta
e che fava conta all'uovo. Manca Una volta. Cui galline adesso? calpire in mai siete che casa. Ma è l'uovo, No, l'uovo. no, para lì. No, ancora no, ancora non è tanto. Ancora te che è facilità da Sì, comprare. sì, uovi. ma che Sì. Anticamente non te catei come Se comprare. No, perché sentia, era se per sentia Pasqua. la gallina cantare o piangere, non so se corre in volta in Sì, cerca cattar dove su che la l'uovo era, ma per pensava farla che aveva mangiare. fatto l'uovo. Quanti che lagarto mangiese? Le galline della famiglia erano poi ovi di consumo. Sì, Perché si mangia tanti ovi. E così con te che si catena sgnarada, che contenti, si stia alla sgorlare per se era Sì. slossi o no. E un'altra, sono due che mi go imparare qua nonna. Se l'uovo era l'osso senza Sgorlarlo. sgorlarlo, te ha sfesa di tole col sol. Sì, dici che Ma te ciappi l'uovo te lo vedi, parecchio. che è a sfesa, che Sì, vedi col sol, te guardi là, te vedi subito. Ma vedi Se so. che è il pito. Ah. Vera, verdade. Adesso e là allora è che- serio. E questo qua è serio perché una vicina nostra là la metteva due uvi, ma mica vuoi un quindicenne, ma mi vuoi spirarli, la diceva Come? spirare gli uvi, Spiar. spiare, ma diceva spirarli. Eh. Andia per conto il chiaro te una spesa come ti ti, questo qua nasce, questo qua no. Ed è tutto giusto, Claro, cara. claro. Poteva nascere il petit mort, ma l'era il Ma se petit te re. scorrete, se ti fla era slosso. Andiamo dopo slosi, Allora sì. due comare che sciacolava e allora che n'era tipo una taipa e che era un vignale e di là del vignale che n'era un nonno che lui il bruschia vigne postava Sì, sulle vigne e allora sì. i due di qua che le parlava e tal allora una l'ha detto mica mettesto a giocare è una gioca che fa sempre impar Sì. 11, 13, 15 ovi no? Sì. Sempre sì. impari. E non sai che Non se so era una perché. simpatia Allora o l'ha che? detto come testo 15 ovi te credi mia 15 pito 6 che l'altra l'ha detto ma te vedi che maraviglia ma è mille l'ha detto una gallina grande un bel posto come testo Sì. 17 ovi ecco una sesto 17 pito 6 Bettini. e il vecchio banderas tipo se sta che ha detto va là mi con due che hanno fatto 13 fiori anche a me Con due uvi. Per quello allora che stai di qua mi sono andato a vedere Brutingo, ho visto la Rita che tenia Brutin te una spesa. no, Io spirare gli ma uvi. ascolta bene, ma allora pian, ste due donne, tornando a questa storia, una che ha detto così, sito, se trucchiamo gli ovi, Ah. Sì, si trucchia una volta. trucchia ovi. Anche adesso metti due ciocchi in volta che non è che ne trucchia ancora. ovi. Ma allora ha detto, ma non sono buona salvarghine per dartene. Che varia caro di truccare, ma non sono buona. Le megaline le sbecola gli ovi. E la Quando guardi? lo fa, se No, non- le magna. li mangia gli ovi che manca calcio, no? Che manca calcio. Ma, ha detto, ma ha avuto dir sì l'ha detto va alla casa le mette due uova le sbecola le Mangia. spacca la sgussa dopo le mangia gli ovi non sono buona a salvarghine l'ha detto ma bisogna che te le desvizi Claro. come? Ciappa e mette che un uovo di piombo l'ha detto te che è una ma come fago? Boh, ciappa un uovo di piombo che le compande un uovo, Sì. vero? Te lo metti là e la rabatte col becco, si fa dal malte il becco. Ah, masciuca il becco. La fa male il becco, la va a pidrio. Ah, io. ma- becco Ha la detto, pi- ma dove che in catto? Ho detto, vada un Ferrer. Sì, Cioè allora la pensa, Ferrer. Quando è andata al paese, l'è andata del Ferrer. Fa l'uovo di piombo. Data da sto Ferrer, cioè, quando arriva là del Ferrer, cioè, sto Ferrer, l'era vecchietto ormai, no, tanto vecchio come Brutin, ma l'era Sì, ma vecchietto. là torno. L'intorno. E allora c'è il camminetto, sai che un altro ieri sera amico scherzava con uno là che era stinena carrega, dopo che ho detto chissà quanto non lavorerà una persona così, Sì. persona di 70-80 os nostros Dive tutti storti. as pessoas Non è che ne nossas, via con la testa intera qua. da nostra regione che trabalharam na roça, che tem hoje 70-80 anos, qui che lavora tanto e la schiena tutta sfinita. Sì, Então, sì. ma De notte, trabalharam ma muito sì, sem. Perché mi allora? Ma allora c'ho sto che l'era Ferrer. Sì, ha e fatto- il camminea tutto mezzo gobetto così, no? E allora l'era là che arrivava dentro questa ferraria che andava in qua in là si è arrivata, c'ho qua sporta sotto il braccio. Pronta per portare via l'uovo. Poi è andata là a domandare. Di piombo. Paron! Cioè, quando sapeva mio il nome? Paron. Cioè, Paron. mia- Paron. Paron! Gavio ovi di piombo! E lui si è tornato a parlare e ha detto,
No, no, che ha detto solo il filone della schiena rotto proprio. Josiel, metti su adesso la intervista che abbiamo fatto. Siamo stati là ieri sera, siamo andati dentro in cucina, abbiamo intervistato a camera, abbiamo intervistato la sindaca della, e l'ora che abbiamo dentro l'ora dei 70 anni di Marao che ieri ha aperto le festività italiane di Marao. Metti su là, vai. E noi altri siamo la comunità Gramadinho a Marao, la commemorazione dei 70 anni del municipio, 36 anni che fa la festa italiana, dentro dei 150 anni della immigrazione italiana del Brasile. E questo filò, noi dobbiamo mostrarvelo del nostro filò italiano. E adesso cominciamo in cucina. Ecco, e adesso andiamo a vedere cosa che le donne sedriu parecciar per mangiare in cucina stasera. Avanti qua. Ehi, buonasera! Mi go invadio, adesso qua sì, guarda ciò, guarda, avanti qua che mostriamo cosa che le donne si devono parecchiare da mangiare stasera, roba buona, buonasera. Cosa sei questi, biscotti? Biscotto di farina di miglio. De farina di miglio, buoni vero anche quei. E qua che nello che, cuche? Cuca, pan colorido, grostoli, Fritole. Tante fritole qua, con branco, sgionfe, secche, sì, ecco. Cosa che abbiamo ancora? Qua, piano, patate fa bene anche a quelle. Cosa sei questi? Le colombine? Ah, seria un pan fritto, Bolinho de pão. E pan rostio. Sì, che quando che sì, pan rostio, quando che la nonna andava a fare il pan, la ciapea mi feia tipo un pateie, no? Feia tonde così, da buttare a tappadella, proprio così. E la via siamo di parecchiare che là. Anche sia. Per quei che mangia tanto e beve un sia. Sì. Guardati. abacaxi, Cosa che ne lo rento lì? abacaxi, maçã, banana, marmelo e muito amor. Cosita sì, e qua due pignatone piene, cioè guarda che è un colore di sia del buon, sì. Quello della ponta della rete. Ecco, cosita, avanti. Qua è lo di voi perché? Brodo. Il brodo. Brodo di gallina. Gallina di quelle di casa lì, caipire? Sì. Galline vecce. Galline anche gai. Anche gai. E il gal di monta le rentolini di un Anche quello. Ecco. Ha detto la parona che la ga coppa le galline che il gavè spore lunghe così. Va. Ha detto che se risca su tutto i bracci. Voleva mia morire. Canta adesso se si può là allora. Canta de galla adesso là, Che lo costa la via ancora. Avanti qua. Cioè guarda qua la nonna di lavare la pignata. Quanti anni che vivo? Io? Vou fazer 70. Ma si giovane, pensai che eri vecchia, ma si giovane, no? Qua che nella carne lessa? Questa è la carne di vacca, di boi. Sì, Ah sì, ecco. Sì. Qualche sia più vecchia di altre qua dentro. Quanti? Ma sei giovane? 70, tutte giovani, ecco. Qua che ne ancora, qua allora che è a carne lessa dei gai. Ma mi faria una voglia di dargli un sgagnon, di dargli un sgagnon di una culata, di una gallina. Ma adesso col microfono fa come? Ma dopo vengo, guarda una ala lì. Dammi loro un tocchetto di che ala là, quella lì. Dammi un Panisel. sì, calda. è calda, buona, meglio calda, meglio. Guarda ciò, così. Mettiamo sotto un pirone. Sì, cosita. Josiel, te che vuoi anche a te, guarda ciò. Vediamo se si vecchia. Valtri sapio, donne, com'è che si fa sapere se una gallina si vecchia? Le pa i denti. Mi sapeva differente. Come che ti fa sapere se la gallina si vecchia? Per le spore. Pa le spore? Ma mi no, pa i denti. I denti miei, no della gallina. Signor, E la gallina la cerveccia, perché parlate dei denti, la cerveccia poi
Che la gappin perso tutti i denti. Ah no, è galline che mia denti. Vara là che boie, Josi, vara là. Mostri che là. Quella è bel che brodo pronto. L'anche impegnata là. Qua Dio che boia ancora. Guarda che tonei. Adesso volevo sapere qual consigliere che buttere dentro a te a carne. Qua, che resti buono il brodo. Consigliere bisogna che mettiamo il persemolo. Persemolo. La sabbia. Scarlogne. Scarlogne. Osmarin. E il sal. Il sale. Ed io. E gadito quella nostra conterranea là che l'ha fatto il SIA e tanto amore. Va bene. E insieme di tutti i temperi lì nella carne. Grazie gente. Qua è una scianta, allora apparecchia tutto questo mangiare qua. Ecco, va bene. Dopo devo mostrarvi qui che mangia. Avanti. Ecco, e adesso che abbiamo qua con un altro, questa sera bellissima di un modo tanto agradabilissimo da per dire, no? Qua a Marao, la sindaca, la Naura Bordignon, Sì. che la va a parlare sopra 150 anni della immigrazione, 70 anni di Marao, e stasera questa festa di Filò, la sverde la 36ª festa italiana di Marao. E allora siamo nel Filò italiano di tutte quante domeniche di sera, vero? Della nostra live sta a volontà e parla della soddisfazione di questa bella festa. Grazie, è un onore anche per noi riceverti, Marostica, qui a Marao, questa festa italiana che scommissia ancora con il Filò italiano qui a Gramadinho. Già abbiamo di più di 30 anni, la festa italiana 36 anni già, e come a Marao anche Valtteri fa un lavoro bellissimo della cultura italiana, perché tutte domeniche di sera si può ascoltare nel Facebook un programma bellissimo. Grazie. Complimenti e benvenuti a Marao, e anche voglio approfittare questo spazio per dire che tutto il mese di giugno ci sarà programmazioni bellissime per celebrare i 70 anni di Marao e i 150 anni di immigrazione italiana qui nel nostro stato del Rio Grande del Sud. Approfittemo da parlare del giorno 7 di agosto, che abbiamo l'ora la nostra peça da teatro, la Chi Sparagna Gatta Maia. E allora saremo nella Casa da Cultura. Certo, sarà. Invitiamo tutti. Tutti di Marao e della regione, sarà il giorno del mio compleanno, 7 di agosto. Vi aspettiamo tutti a Marao per questo bellissimo spettacolo di questo proverbio proprio italiano, chi sparagna la gatta magna. Vi invitiamo tutti, certamente sarà una serata bellissima, specialmente insieme da compagnia di tutti voi. Grazie. Grazie mille. Salute. Viva l'Italia, viva il Veneto, viva Marao e anche Serafina Correa. Ecco. Abbiamo qua con noi a Demar Camera, un radialista, un incentivador, cultivador, storiador, impassionato italiano a 1500 anni in Rio. E qua c'è questa comunità, a tanti anni fa che è l'incontro di Corai, lui è il coordinatore. Allora che caro che te parlessi di questo evento e anche se te si buon farti venire in mente, dove che se venesti i gruppi. Buonasera. Benvenuto del Filò italiano. Buonasera Marostica, buonasera a tutti quei che ti dà così il grande valore del Filò che ti fa tutte le domeniche. Allora vuoi dire così che mi sono chiamato Piero Camera, presentatore del programma Marao e sue tradizioni italiane a 36 anni.
allora lo presentiamo sulla tua Radio Alvorada 107.7 FM, Mira Lourdinha e Santinão. Ma qua in questa notte a Gramadinho abbiamo così la grande festa che è il filò italiano, è cantoria filò e brodo, che si chiama così questo nome, che le sta scommisciando con l'idea del Pore Freia de Vara, che le sta come si ha 28 anni in trio là sul salone parrocchiale in banda alla Radio Alvorada. E Gabio l'idea è di fare i cantanti e capete che ha messo il nome della epoca. Ora della IPA mi e Boli stava ancora dopo passato il tempo torre salimi in col. Io sto organizzavo e con grande onore qualche che ho visto più di 400 persone qua in questo. Sì, sì. E Tilo si sta invitato a fare il show, anche il show di competizione. Grazie Marossi, io penso Serafina Correa, questa tua persona e dei dottori, 2 dottori là, il Paolo e il nome del patrono, Roberto, qualche femmina automato di portare avanti nostra lingua italiana, il nostro italiano, grammatica, cosa che i nostri bisnonni i megai allora siamo insieme. Grazie, salute, a troppato. Là in cima alla 8. Era di guardare. Ascolta bene, che ti ho visto che spettacolo, eh? Sì. La Naura di assistirmi, no altri? Sì, ho visto che lei di assistere. Ma che aveva un'audienza grandissima. Allora, il giorno, Josi, mi tocca portare una garrafa di vino che abbiamo impromesso. Il giorno 7 di agosto, la Naura Faiani. E noi altri andiamo a presentare al teatro. Allora, mi abbiamo impromesso, Josiel mi ha fatto impromesso, vero Josi? E quanti della che porto dai regalo una garrafa di vino, per starsi. Che portiamo una garrafa di vino, ma la vedremo là e dopo vengono con me insieme. Sicuro che sì, va bene. Che meraviglia, che bel vedere così, no? Noi che abbiamo un potenziale grandissimo. Pin pianeta se postiamo, sì o no? Guarda che sta bello fare tutto quello reportaggio e lì. dopo che sei come parla Paolo stamattina, 40 passa municipi che riconoscono l'italiano come lingua ufficiale. E io vengo rento, siamo cada volta sempre più grandotti. Manca solo Vanini. Vanini no, ora te garanto. Se no, sentite qua Valti. Ciappa a Silverado e va fino a casa di un che ha un trattore trassato. Trucchela. Passa là e ciappa il trattore, va via davanti a prefettura, dice prefetto, che ha un nome che è prefetto di là. Rineo. Femo mia, e dai due accelerate del trattore. Guardate mica via fuori con i documenti. Prima te due spoccichi. Siamo di scherzare. No, ma femo, claro. Ascolta bene, noi altri eri non devo assistere a internet che passa di WhatsApp e tal. Sì. E se venisse un omenetto col violon cantare una cantata, una sonata con questo violon, interpretando una lettera sua di lui sopra la immigrazione. L'immigrazione? 150 anni. E lui che mi scoprì, sta Lauro Finato. Lauro Finato è mettito spuncia bene Lauro ti deve un spuncion. Quelli di San Domingo era là. Lauro era Lauro di Casca. Ma allora che erano i gruppi di San Domingo, di Gentil e che era di Villa Maria, ecco, e De Marao. E Canavaro no è? Sarà che era da Douglas è il professore del corale di Canavaro. Ma adesso non mi penso mia. Ma da San Domingo lui ecco. Ma ascolta, allora questo Cristian, che mi scoprì per via del Lauro Finato, che lui è Rosalino Cassol. E mi conosco tanti Cassol di Nova Prata, che è un supermercato Cassol a Nova Prata. Sì. E allora lui ha autoria sua la lettera e ha fatto la interpretazione col violon, una musica sopra la immigrazione italiana dei 150 anni. Josiel, metti su quell'omenetto lì.
Oi pessoal, tudo bem? Este ano são 150 anos da imigração italiana e eu fiz uma canção e quero oferecer a todos os descendentes. Se bel che 150 anni che da Italia il segai imbarca con una grande speranza in del cuore il mare il loga attraversa a parlo dei nostri italiani quando in Brasile si arriva quanto patirla avanti arrivar qua quanto patirla dopo che arriva poco niente lo riga porta il governo poco il gaggiutta e se lo rivoleva andare avanti quanto che i tribula se arrivai e impiantai rento il matto lato colonia la se questa qua sguelti fatto su un rancetto e lavorare in segasto mi sia mai che aveva poco da mangiare quanta fame che passa quanto patirla avanti arrivar qua quanto patirla dopo che arriva poco niente lo riga porta il governo poco il gaggiutta e se lo rivoleva andare avanti quanto che i tribula in mezzo al matto allontan de tutto cosa faremo in questo posto qua ritornare sarebbe impossibile che toccava proprio star là mai che aveva speranza e coraggio solo per quello che se restai quanto patirla avanti arrivar qua quanto patirla dopo che arriva poco niente lo riga porta il governo poco il gaggiutta e se lo rivoleva andare avanti quanto che i tribula col lavoro dei nostri antenati molta terra in laga pareggia la fame la sendata via e adesso mangiare che in seta lontano tutti noi che siamo discendenti la cucagna la che mocata quanto patirla avanti arrivar qua quanto patirla dopo che arriva poco niente lo riga porta il governo poco il gaggiutta e se lo rivoleva andare avanti quanto che i tribula e se lo rivoleva andare avanti quanto che i tribula un saluto a tutti quanti Rosalino Cassol. Cassol, me tocca discordar con te sobre la cucanha que avemo catá. Na verdade, a cucanha é quando que os nossos imigrantes, ou emigrantes, quando eles emigraram, que eles saíram da Itália, eles foram iludidos, né, pelos agentes que ganhavam uns pila para fazer com que quem estava lá viesse para o Brasil, né? E
quanto mais pessoas eles encaminhavam para os portos para sair de lá, mais eles ganhavam. Então, essas pessoas ouviam eles dizendo assim: venite tutti quanti al Brasile. Il governo brasiliano dà utensili da terra e utensili a tutti. Um país de terra fértil, de clima tropical. Falava tudo isso, sabe? Então, a ideia era de que aqui se encontraria a cucanha. Na cabeça deles, a cucanha seria salames pendurados nas árvores. Por quê? Porque o salame era muito racionado. Não se comia salame à vontade. O salame é cortado muito fininho. Bocconi, bem avanti Marinho. Bocconi chei de salame e bocconi grandi de polenta. Então, essa ilusão de ter i salami picai super piante, realmente quando eles chegaram aqui não havia essa tal de cucanha, que cucanha significa fartura, abundância, coisas boas, maravilhosas, né? Não existia nada disso. Aqui eles encontraram mato, eles encontraram muita dificuldade. Animais selvagens no meio do mato. Nós temos aqui um videozinho de que uma família ficou 2 anos debaixo de uma toca, de um buraco de uma mariamola. Sim. Tem um videozinho circulando. Isso. Então eles passaram muita dificuldade aqui. O governo brasileiro também não deu as terras. Eles tinham 10 anos, pelo que eu ouvi e entendi, para pagar com serviço. Abrir estradas, cuidar das estradas, né? Enfim, não veio de graça. Nada veio de graça. Então, Rosalino Cassol e vocês que estão nos ouvindo, pelo amor de Deus, não é uma crítica, mas é só para que vocês entendam que essa cucanha que a gente achava de encontrar, que ele fala, a cucanha que vamos catar, não foi catada, não foi encontrada. A cucanha, ela foi conquistada. Fatta per italiani. Isso. Nós aqui, se hoje a gente vive bem, é porque alguém trabalhou muito, alguém sofreu muito, alguém perdeu o couro das mãos várias vezes. Alguém passou fome, alguém passou necessidade, alguém economizou demais. Quantas mães deixaram de comer para deixar para os filhos? É de arrepiar. Quanta estrúcia. Quanto trabalho árduo e pesado. Quanta roupa usada e taconada, remendada e passada de geração para geração, e de um filho mais velho para o mais novo, de andar mal vestido, de andar que nhanca um mendigo, e da calça curta e do sapato que não tinha. Nós não tinha gosto pelas coisas. Nós não tinha conhecimento das coisas. Muitas coisas a gente não comprava porque não tinha dinheiro, e outras porque não, mesmo que tivesse o dinheiro, não as encontrava. Mas eu me lembro que não se sabia o que comprar. A gente ficou velho para descobrir, para ter bom gosto pelas coisas. Quem comprei a roba nossa era nossa sorella pivete. A mãe comprava a camisa. Não importa a cor, nem como ela era feita, quantos botões botava no corpo, e a gente ficava faceiro. Madonna. Hoje, Cara de Dio. Dio, filha da mãe. Neanche bel pensar. Hoje, as crianças de hoje, podia portar cada qualquer roupa que ela era na alegria. Qualquer coisa que desse, a gente ficava feliz. Sim. A gente não tinha argumentos para se lamentar ou para reclamar de qualquer coisa. O que a gente ganhava era uma felicidade muito grande. Sim. E 1, 2, 8, 10, 15 filhos, às vezes mais. Dificuldade em tudo, em comida, em bebida. Beber o quê? Beber o quê além de água?
Que suco, gente, que suco, que suco. Nós Acqua. tomávamos 40 litros de que suco se Acqua e deixasse capilé. nós tomar. Rapaz, Mas non era mi um rospi. copo para cada um de que suco. Ecco. Acqua e capilé. Perché Cavalli. Marosta, che dite che Sortei. parla prima dei nostri antenati che ha patito fame, dite che bio tuo papà è ben più giovane del mio, ma il mio e mi pare me mare è stato persone che ha patito fame. È il tuo idea che fatica. No. Fatica Stretta tutti quasi, fame proprio era fatica. Perché a gente se E era virava. sempre frutti, caça, Na verdade, pesca. eu e o Marinho, nós temos a mesma idade, porém, os nossos pais são de É. gerações diferentes. Sì. Né? Sì. Isso. Il pai è del 1916, Saria no caso. ecco, Il tuo idea che è del 30, 40. Quanti anni che avaria tuo padre in corso? 109. 109, mi pare che avaria 80, da 19 Doriente. anni. Il mio varia Então, 105. 19 anos é uma geração a menos, É. 20 anos é uma geração. Bom, enfim, então, essa cucanha... 29 Marastega. Ecco, e allora, 29. a cucanha, ela foi conquistada. Com sudori. Boa, com sudor, esparanhar. Olha bem, religiosidade, certo? Religiosidade e fé. Esperança. Sì, mai Liberdade. Trabalho, muito trabalho. Certo? União, ajuda. Tudo fez parte. E economizar, esparanhar. Esparanhar em que? Tudo era esparanhar. Tudo misura. Tudo era medido, tudo era, pelo amor de Deus, né? O que eles faziam para economizar? Vocês não têm noção, só eu vivi com o meu nono e minha nona, tá? Era muito economizar. E tocca quel che hai visto come amico nel nostro tempo, come il vostro, già era ma sentir i pai contar tutti olha só, eu não tenho vergonha de falar. Chinelo havaiano aqui, quebrou um, o que fica eu guardo. Quebrou um, bota fora. Sobrou um, eu guardo. Spacca via sotto, mi va attorno un chiodo. Porque a gente sente pena de jogar fora. Não antes você fez assim, Porque a gente passou muita necessidade. Com pneu, Marostega. Com pneu careca, você vê mi auti, mas se até volta para a estrada um pneu careca, você portei a casa, você fez assim nele com o pneu careca. Aproveitei e tira de qualquer dune, ou se não, você fez anche le tire. Você fez anche le tire. Então essa, com certeza, é o que eu falo para vocês. A cucanha. Se hoje a gente vive uma situação mais assim, como é que dizer, mais tranquila, financeira, é porque ela foi conquistada. Foi conquistada onde? Lá ainda nos imigrantes. Primeiros descendentes, segunda geração, terceira geração, que sou eu. Porque o meu avô, meu bisavô veio da Itália. Então a primeira geração é o meu avô, ele foi gerado aqui. Geração gerado no Brasil. Primeira geração, o meu avô. Meu pai e eu. Eu sou a terceira geração. É economizar. Eu também, eu sou muito pão duro naquilo que é necessário, certo? Italiani. Saber onde tem que economizar, porque também nós precisamos viver, porque daqui a 100 anos capaz de nós nem estar mais aqui. Tá sujeito. Avemo il dottor Roberto. Opa! Mettemos o dottor Roberto. Dottor Roberto Arroche, che fa parte del nostro programma, anche a lui. Ecco, allora chiamiamo qua lui che ha sempre belle storie. Serafinense, historiador, dei nostri, compositor, cantor, medico, proprio. Ecco, dottor Roberto Arroche, sempre con le sue storie. Vai José, metti su là. Una volta Tonetti, alla fine dell'anno, si cantava sempre con Beppi, suo amico di tanti anni. Tonetti era scioferista, mi aveva il camion, ed era uno di quelli che stava via tutto l'anno, veniva a fare viaggi lunghi, veniva solo a fine dell'anno, quando che fa il baraccon di San Cristoforo per fare la festa dei motoristi, del Natale, alla fine dell'anno, e fa una muccia di mestiere. E ciò sta un anno che non l'ha mai visto Beppi, che Beppi andava sempre nel baraccon a bere un shop, che piaceva bere un shop, se no mezza birra. Beppi
Sabe cosa che fa un mio dito se ha pensato Netti? Va a casa sua, di qua poco distante, e da casa di sto Beppe. Ma visto che era una bella cerca, c'è un portello di ferro, ma guarda che bellezza. Ele abriu la maneta, ma non si vedeva mia, lei rinciava il portone davanti come mia vera. Allora avrà dato un po' di metri in rento che era la casa e che era una tavoletta, scritto siamo andati di stare a Santa Catarina. Vabbè, anche quella l'ha fatto Beppi. Allora era giù per partirsi, sentì un sciocco così dentro la casa, c'era un che vedeva una finestra, era Beppi. Ha fatto il signore, aspetta, che vengo verso te. E andava verso il portone, facciamo a rento, sua donna, la femmina, perché con questo intaccare un fogarer, con spirito, savi, di fuoco con spirito, intaccare un fogarer per scaldare la coguma, la scialera, per fare il mate. Ma Beppi ha visto che Tonetti straniava tutta quella cosa là. Allora, te conto, te spiego, so che se devo guardare intorno, te spiego cosa che se deve succedere. Te vengono in mente, Tonetti, Orlindo Baruffi. Che sporchis là, chi che non mi viene in mente? Ecco, da via stare a Porto Alegre, mia vera. E mi se capitai, lui e su 4 fioi che i Lazzaroni, sì, li conosco, gli ha detto, anche quei. In quella scapoli nessuna donna rivolta la gente là, che è un trionfo di quei là mentre li rendo casa. Quei, e se venissero per ospedarsi a casa mia per stare 8 giorni delle feste. Neanche mi guardava quando era qua. Quando andai via a Porto Alegre, neanche ne venisse a darmi ciao. Adesso devo tornare come se fosse parente, che il suo terzo zio, il suo terza nonna, del mio terzo così e era parente, non so come che si considerava lui parente. Beh, la maniera è quella là. Dire che mi dico accettati, avevo poco posto, tocca mucciarsi. Si ha detto, ma se che di mangiare, non si mucciamo in 3 quarti. Sluponi, e allora si venisse fuori bella. Mia donna l'accettava fare fornade di pane. E dolci, e allora io sempre devo mangiare e smagnonare, sempre devo, quello mio è questo, quello mio è quello, e sono mangiate. Ciò, e si è visto in cantina che aveva coppato il porchetto un poco avanti, con i salami piccai, ancora devo finirsi stagionare. Andava là col canivetto, col pigotto, e allora sai qualche esercizio, diceva Tonetti, zip, mezzo salame, io mio un panetto fresco, sì, ecco il tuo panetto fresco, allora rompeva mezzo salame con la trippa e tutto. Dopo zip fino al spago quell'altro tocco del pane. E così dai fea. E smagnonate, di tutte le maniere dolci, e churraschi, e quel che era di vomito che a fare. E loro non erano mai contenti per il panzone là. E aveva solo una roba buona, che loro andavano sempre a torbire, birre fresche. E mi piaceva queste birre in cammino mia vera. Allora si beveva queste birre, a manco quelli comprava queste birre. Ma forse le dai e andai via, andai a casa. Vai ancora alla fine e mi ha detto, guarda che torniamo ancora, Beppe? Sì, no, calmi. E ho detto, guarda te, e vermi al coraggio di dire stellando che sì che stai bene. Ma allora ciò, mi ha toccato fare le spese perché mi ha sviluppare fuori tutta la cucina, le spese che era piena, sono andati nell'armazén, che era la bodega, armazén, comprare quante robe. Allora il parome mi ha detto, voglio pagare anche le birre. Che? Ma che birre? Sarebbe quasi 64 birre. Polar Shop, di quelle grandi. Birre? Sì, i vostri parenti che venivano a Torle, i miei parenti. Sì, li portava a casa. So cose che le era adesso, ho capito. E anche che beveva una qua intanto che descansava. Gesù Cristo descansava di che? Ma da, ecco, così, pagheremo allora, pagheremo. Ho pagato tutto. Ma allora Tonetti, perché capivo la storia mia vera, sono arrivato a casa e ho detto alla femmina, adesso quando si sente il primo odore del fine dell'anno, delle feste, saremo su tutto, mando fare la cerca al portello che tanto tu mandi che mandi fare, saremo su, neanche a fuoco, non fermo, mettiamo sul fogarer con spirito per qualche cosa e mettiamo una placa, siamo andati di stare su a Santa Catarina. E anche se mangiamo una roba fredda,
che mangi i paroni, che siamo altri, e noi sgordoni, e no che sluponi là. Eita, noi! Che belle storie, eh? Lui si le sciocca via Belle giuste. storie veridiche e lui è una macchinetta per parlare. Porcaria! Ha un vocabolario spettacolare. Dottor Roberto, grazie. Dottor Roberto si invita a essere a prima fila il giorno 6, venerdì che viene, del Salone del Bairro Planalto, qua a Serafina, dove che abbiamo la strea della peça teatrale Chi sparagna? Gatta Magna, proprio così. Salutiamo un'altra volta la Pro Bio, a famiglia Silvestri là di Paraí, che loro ha i pellet de Madeira, ecco, che è della Maravilha. Por ser um combustível renovável e de uma alternativa limpa em combustíveis fósseis, são compactos e que facilita o armazenamento e a geração de calor, tornando-se uma alternativa melhor do que a lenha. Pode ser usado em aquecedores para avicultura, suinocultura, lareiras e de lá avante, né? Ecco, entra em contato 9977-6622, área 54, é de Paraí, com Luiz Carlos. Vai o quê? Um truconaço, anche a Sofiol, il Daniel, um trucon a ti. Allora, se teu core, vem a granel nos bag, com caminhão muca, entregue na tua empresa, na tua propriedade e se no rento te na embalagem, Sacchetti. no fardinho, proprio così, va bem? Ecco, tradição que gera resultados. Olha ali, ó. Giusto? Andiamo al sorteio? Marinho! Marinho! Então, pasta asciutta asciutta nostra che? Italia. Guarda lì. Sì, devo fare Guarda, il guarda. Vai, qua mi e te, vai, chiama nomi là, vai. Allora, Alessio Lunelli, Cata su. Antonio Dalla Nora, che abbiamo anche qua, Juarez Rejanegrando, Cleria Martini, Maico Battistello Marcon. Maico Battistel Marcon, Carina Cavagnoli Dembrinski, Kleber Maronesi, Natana Maia de Conto, Douglas Henrique, Jairo Renibu Saccaro, Joanette More Silvestri. Olha i Silvestri, che ho appena parlato adesso, José Antonio Piovesan, Josmar Gesla, Noeli Milese e Graciosa Bisolo. Oh, Amarildo, un struconasso a ti, che lei è uno di quei della comunità del Gramadinho, là dove siamo stati a Marao. Bisolo, un struconasso a ti. Non so chi che sia Graziosa qua, ma infatti a tutti gli altri là un ringraziamento speciale che mi mangiava, visto, andati ben attendesti, è stato una maraviglia. Grazie. Abbiamo anche qua Matteus Filippe, Cledio Maronese, Adriana Rapkiewicz Polaski, polacchi, italiani e alemani, tutti compagni. Sì. Andrea Guerra, Osvaldo Antonio Moresco, Vital Luis Corti che guadagna 2 volte regali. Vital, capace di voler guadagnare un'altra volta, mia, vero? Buono. Roberto Dalmas, vai o che bichon? José Carlos Nardi Grasciain, Balduino Manara, Claudinei Casonato. Ciao, venio quando tu sei di là de Sarandì e de che Barra Funda, pareceve domingo che ven, ten che domingo che ven? Marinho, che chi? O Speretto. Antico gruppo. Na verdade o sobrenome è Peretti. Peretto. Sedenir Maroschi. Os Mensageiros. Loreni Carminati Canton. Fagati qualcosa, Marinho. Cleiva Soranzo Golo. Raquel Andresa Piva. Solange Piva Renner Gustavo Boaro. Fabiano Rodrigues, Sergio Favretto, Kleber Sponchiado, Matson Soresina, Silvia Zancampastre e Clediane Tixtasca. Fogo, Gilmar! Amanda Boaro e Letizia Zarpelon. Maritânia Aparecida Basso Bassoli, Mario Fabio e Agenor Merlo. Renato
Durante. Gerson Sonaglio de Porto Alegre, Charles Eduardo Espessato e Nelsi Bianchin. Noeli Alessi Soletti. Lauricio Calça Valdecir Santo Trentin, lá de Pinhalzinho. Shoppingzinho. Jalmir Stefenão e Renoir Pezzi. Maria Pezzi. Éder Grion, quel che me va a comprare il paion. Rosalina Balzan. Éder, vai o che bicho, vai sinto di dormir bem lá o che? Fininho Tre Soldi. Sergio Leandro Bombassaro, Mecosin e Milton Baldo e anche altri. Maria Beatriz Grando. Ines Triches. Chi che comanda qua? Triches. Saluto al vereador, ecco, là de... La Iriba Sani Lima. Salute Franzosi. Miriam Paganini e Paolo Calzi. Giovanni Pastre. Darcy Previdi. Mario Fabro. Volmir Ferrari e anche Giuliana Teles Fabro. Vittorino Pigosso. Ildegar dall'Alba e Giussi Mattiello a São Paulo. Deolinda Secco Alcides Fabro che guadagna 2 volte i regali. Alcides, sta a mia fidare. Devo voler guadagnare di nuovo, Si massa largo. Isabel Donati Grassi. Edmilson Invernisi, Noeli Perimpigoso. Odalir De Carli. Rosalie Boff. Oh, a Rosalie nunca ganhou, né, Rosalie? Darli Rigo Calderan. Floriano Jorge Ronieski. Antenor Coloda. Neivo Marostica, vai bicho velho, Zomeia Medgemel. E Mari Mauer. Claudinez Locatelli. Sônia Zílio. Roseli Buaro. Glória Carniel Tibola. Neuza Tibola De Bastiani. Ermelinda Dalcero De Barros e Silvana Locatelli. Enel Cisanella. Ronaldo De Conto e Terezinha Maier. Gilmar Tasca. Alex Piano. Ciao! Oh, Sito Vivo. Gracie Grion. Ivete Coloda. Roberto Bruschi. Adimari Di Taggi. Eneli Grion. Marilene Baldissera. Neiva Gobi. Mario Fabro. Cileide Boff. Marisa Tumellero. A Cileide è sorella di Maicon. Sì, qua di Casca. Sì. Boff. Clenio, Maicon fa farti una visita. Clenio Luis Pinzetta. La Raquel Andressa Piva. Mario Tresoldi. Piccenin. Alberto Luis Pinzetta, che sentivo dire ancora? Ivone Calza. Fassero che ha guadagnato il gremio che ha guadagnato di gioventù. Sì. Era ora di ormai, no? Alceo Neiva Pressi. Elisabetta Maciel e Jacir Souza. Adimari Di Tadi. Cledio Maronese e Beto e Simone Casagrande. Eliane Pegoraro. Opa, Eliana, Maria, minha Maria. Elisabetta Maciel, Elias Dalagnol e Arthur Fabro. Vania Menegasso. Arthur le fiol perché te passo. De Altair Fabro, nostro patrocinatore qua. Ecco. Rosa Vincenzi. Giovilde Ziliotto Dalmas e Lauri Antonio Cescon. Lidia Carbonera. Ed Nilson De Conto. Isabel Rui Crespi. Ivonette Ortolande Almeida. Nilce Eva Vilma Copelli. Nilce Terezinha Dal Pian. Teacher. Ecco, teacher. E Tietker e Claudio Filippi. Questa qua è di Mari d'Italia e Becca andata a Trento. Due volte. Ecco. E l'ultimo Luis Crespi. Crespi. Grespi. Le Crespi. G Crespi. Sì. Josiel, il gatto che l'ora adesso? A sonada? Sì. Ma dai. Vai, una sonadetta. Dopo 2 frottole. Dopo torniamo in seguita. frottole, Vai. Quando le rose bianche sulla sera si farisce, anche mia cuore languisce, anche mia cuore languisce. Quando le rose bianche sulla sera si farisce, anche mia cuore languisce, e se lontano te. Vieni, onda di amor, vieni sotto l'ombra del fior, vieni biondina in braccio
fosse proprio vera, dico che credo, ma se fosse proprio vera, io non ora questa sera, l'altro me lo troverò, io non ora questa sera, l'altro me lo Andara la 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 la. Ciao, ascolta bene, qua, pianetola. Che ora è lo adesso? Che manca pochi minuti per finire. 15. Femo sorteggio. Ah sì, dopo parliamo. Va bene, ecco. Allora ti smisia, la 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 la. Guarda che casca in terra che la si sbusa. Mi catto su qua in terra. Ti cata su Buttarentola. Buttarentola. Ma il postai anche. Tararantara, la 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 la. Allora stasera che abbiamo pasta asciutta nostra Italia, che nei capelletti e che le non usati 4 etti e nostra Italia 5 etti, tutti i mercati qua della nostra regione, va bene? E anche abbiamo tortei, che è pasta asciutta, che è i pastei, che nelle pizze, ecco, nostra Italia è la marca. Un saluto a Jair Zatti, nostro patrocinatore, giusto cosita? Tira fuori un, vai. Voi è una persona ben straordinaria. Straordinaria. Questa qua, metti qua. È una persona extraordinaria. Parabéns ao ganhador, tá aqui, ó. Se manda stampa. No, Marinho, vieni qua. Vuoi straordinaria? Straordinaria. Un grande amico nostro. Ma tutti sei straordinari. Giussi Mattiello, San Paolo. De San Paolo. Vita una straordinaria. Mi so che lui il periga fa. Fallo che? Darglielo a sua mamma che è sicuramente, a sua mamma a Se Mangoni. Metti là. Ma detto che viene a stampa, se viene a stampa senza. Catta su qua, un attimo che siamo liviani qua. Buon Giuseppe, tu non stai assistendo il gioco, do Inter. Per l'amor di Dio, manda un ritratto qua. Manda un ritratto con uno dei prodotti dei nostri patrocinatori. Impossibile che ti chiami niente. La gioia. Adesso agora uma pessoa occulta. Outra occulta. Occulta. Una pessoa occulta. Vai. Esta è la pessoa occulta. Marinho, ti ledi banana, vediamo se è così. Vediamo se lei è occulta. Aspetta. Maria Pezzi. Maria. Quello che è una occulta. Vai in altro. Adesso una pessoa helpis. Estrogonoficamente especial. Totalmente. Totalmente helpis. Pode ser essa. Che è la che ne 4. No, 2 che ne. Tolgo quella là, lei questa qua. Neusa Tibola De Bastiani. Terza allora. Neusa Tibola De Bastiani. Ma su del Vignai no. Neusa Tibola De Bastiani, mi è strano adesso. Via là da Sedese. No, calma. Silva, via perché va. Neusa Tibola De Bastiani. Neusa due soprannomi di via là. Vai Piderente, vai Montauri. Vai da. Ora che bel nome. Allora, il primo è Giussi Mattiello, dopo la Maria Pezzi e dopo Neusa Tibola De Bastiani. Va bene? Va bene. Allora mandei lì che... Sexta-feira che vem, dia 6, estreia a peça Chi Sparanha Gata Magna. Ecco. Depois, no dia 12, nós vamos estar em Montauri. Dia 20, São Domingos. 28, Vila Flores. Dia 4 de julho. In cima na pianta, Guabiju. 10 de julho, Guaporé. 12 de julho, Flores da Cunha. 31 de julho, Carlos Barbosa. 7 de agosto, Marau. Aí, com entrada franca é pra lotar. Ecco. Marau.
Marau, Il gatto, proprio così. Marau, Va bene? gatta. Giusto cosita? Già Siamo di mandato. finire il programma di ormai, ma adesso aspettiamo che venga i ritratti. Venga qui i ritratti. Intanto ringraziamo quelli che mi dà forza avanti per essere cosita. Credo che siamo mia da smentegai di nessuno. Una frottoletta! Frottoletta? Cate a fuori una piccinina lì. Sta piccinina. Che sai che contevo con il Marino che è andato all'ospedale che ha dato i rimedi. E l'ho dato? Sì, tempo in drio, il dottor eh. Paolo che ha recettato i rimedi, Sì, le pirule, no, le pastiglie. Sì, La pastiglia a beverla alle 6. Le 6 la sera, che le 6 della sera, le 6 ore. E allora lui le veniste a casa, non morivo ainda. E se mi viene da stranudare. E russetelo. Allora, Lembra in questa parola stranudare, vai. Stranudare. Vai, allora allora. Marino ti viene in casa e beve le 9 i Sì. rimedi. Beve le 9 i rimedi, ma tutto. È andato allora, dopo i 30 di fare la revisione. E il dottor Paolo che ha detto, Marino, che tu bevesti i rimedi tutti di accordo. Le 6 ne? No, ha detto, che bevesti le 9. Ma signor. Ma te guidi che per bere 6 tu bevesti le 9 perché? Per ciappare le Batterie. le batterie di sorpresa. Bravo. Ascolta bene, adesso è epoca di piantar nogare. Nogare. Dico piantare. Agora é época de plantar nogueiras, agora em diante, junho, julho e agosto, é época de plantar as mudas, sim ou não? É. Muda. E nós falamos das nogueiras pitol. Aqui de Antagorda. Não importa onde tu tiver, tá a fim de comprar, precisa plantar, tá pensando em fazer investimento, dá para fazer o consórcio de ter grama, de ter os bichinhos e também de cultivar nozes com as nogueiras pitol, va bem? Digita na internet nogueiras pitol, nozes pitol, vai aparecer o contato. Nogueiras de 2 anos, fortes, grossas, e tem todo o atendimento e tem todo o acompanhamento dos agrônomos da Pitol de Antagorda. Giusto, cosita? Giusto. E agora quando non perdi, diga abbiamo pignoni macaco. Assim é. Sai che il pignone macaco comincia a debuiare 3 mesi, 2 mesi e mezzo, 3 mesi dopo dei normal. Qual é a vantagem do pinhão macaco? A vantagem do pinhão macaco dessa variedade aí? Mais gostoso. Opa. Não tem nem comparação. E aguenta mais, não caruncha tão fácil. Certo, mais resistente. Mais resistente. Ele come milho, precoce caruncha tanto. Sì. Il tardio aguenta di più duro. Va dopo bene. il pignone la testona lunga come Marinho. Marinho, vieni qua che finimmo il programma. Já veio foto? Já. Adesso Allora, a Dilnet, provedor de acesso à internet, la Migi Plus, a Flaurim Miliavaca, um truconaço a Lori, que faz ração para qualquer tipo de animal, qualquer como é que se diz, espécie de animal. A Di Máquinas e Algor, um saluto a tutta a família Fabro, que ascolta o nosso programa. Então, máquinas e equipamentos agrícolas com a Di Máquinas de Nova Prata, abastecedora casquense, o Posto do Décio. Cabeludo. Pian Alimentos a São Parganga ATP, se bota super leve Baspan, então Miguel. Miguel vai Baspan para tu. Abbiamo Nova Cadernos para cada estilo um caderno diferente. Abbiamo Vodka Rice, aquela vodka que fa. Le meglio caipirinha. Aquafest, aromas que eternizam afeto. Supermercados Marim de Guaporé. Metal Mark de Guaporé. DR Construtora e Incorporadora tem apartamentos à venda. Oral Unique Clínica Odontológica em Serafina, Tapejara, Nova Prata, Veranópolis, Garibaldi. Então, um truconaço, um saluto bem grande a toda essa equipe aí, que são profissionais de mão cheia, tem capricho e conhece muito. Ecco, Dioclésio Barato, ciao, sito vivo. Baiano, velho. Para che di mano dopo tocca fare un'altra festa. Meda Forros in PVC. Avemo anche Miriam Alimentos, avemo di menzionare Supermercato Polivalente di Santa Rosa. Bibiano non veio hoje, no? Il vuol fare a canastra, che ha detto, no? Ecco, dopo del giorno 6, fine giorno 6 femo niente, no? Ecco, avemo anche Cereais Menin, qua di Guaporé, e Clanovix Britager Industrial, Terrapiana, Asfalto di Santa Gemma e San Domingos, e anche Nova Prata, 3242 1856, giusto? Mandare un saluto a Dilar.
a di là de Carli e sua famiglia che mi ha comprato un paion, un colchão, eu vi che le compartilhou ali. Tinha o nome dele, chamou, né? Sì. Ecco, allora un saluto a sua famiglia, e gli ultimi che ha comprato, ecco, anche la Patrizia qua, Conte, la donna di Veraldo Conte, sono andato a fare la entrega, che abbiamo sciacquolato, che abbiamo scherzato, e anche la donna di Eder Grion, un struconasso a Valti, precisou di un apparecchio terapeutico, fala com Marostica, capio? O nosso aparelho custa R$4.000, entrega em sua casa com 2 travesseiros de brinde, o 158 por 198 por 30 e 31 de altura, completaço com cromoterapia quântica, infravermelho e anche com a massagem. Vincenzo, tá tudo bem? Descobriu que tá tudo certo? Nós já sabia. Nós já sabia que estava tudo bem. Garganta? Mas só para a tristeza de vocês, o Inter está perdendo de 1-0. Ah, bom, mas somos acostumados. Não, se costuma com meio acostumar-se com tudo, porque senão, cara, calma que o Inter tem o costume também de virar. Né, José? Finimo? Finimo. Mas dai o prêmio. Quem é que mandou foto? Os 3? Vá. Matiello, velho. Vamos ver o Giusti Matiello lá, se ele tá ainda se ele bonitão. é belo, Bruto. Bicho, velho. Rônica Raisca. Aspetta adesso. Chuquetão. Tá bom, Giusti, um grande struconasso. Ecco. Vediamo o segundo que mandou. Quem? A Maria Pezzi. Essa é a Maria Pezzi. Água fértil. Perché quando ele é um uomo, viene vodka. Vem a donna. É que a donna fa limpeza e l'uomo intanto il beve. Maria. E con l'altro. A Maria é da onde? Não diz ali? São José do Ouro. Não. Maria, a ti e tua família é um strucon, grazie per compartilhar, per participar. Ecco, não deu dessa vez, mas vai dar na próxima. E agora a Neuza Tibola de Bastiani. Vedemos. Vai produtos Miriam, doce de leite. Maravilha, cosita-se. Ecco, Neuza, un strucon a ti e tua famiglia, a tutti gli altri là. Che spettacolo. Serafina era? Non falo nada, ma va bene. Ecco. Deu? Il giusto sarebbe dare regali a tutti, ma infatti uno al colpo. Sì, è la regola, né? L'idea è che finimo. Finimo. Passa su Romai, così appunto. Marinho, tu sudai, sta a lavorare. Va, Marinho, ti, che bestia. Ele soffre, senhor. Josiel, grazie anche a te, grazie a tutti gli altri. Domenica che viene saremo qua con os irmãos Peretto del domenica che viene con Peretto, adesso, vero? Vai essere, i Gastori, parla bene italiano, dei nostri, tutti che viene qua, i bravi, no? Getto ancora musica del gruppo Allegria Franciscana, mettiamo su a un'altra. A tutti quanti un struconasso!